è l'idea che diciamo, con una domanda più precisa anche il mercato immobiliare, anche le imprese costruttive possono migliorare la loro offerta. In Italia il livello delle case è molto scadente. Si può dire che è peggiorato, quindi mentre non so, l'automobile o i telefonini o i computer migliorano, in verità la qualità abitativa tende a peggiorare. Io ho cercato di raccogliere appunto una serie di punti nel libro. Un mio amico un po' così acidamente ha detto che avrei dovuto chiamare il libro Guida al non acquisto della casa, perché è abbastanza difficile riuscire a trovare una casa che risponda perfettamente a tutti i parametri, diciamo, che nel libro ho cercato di individuare. D'altra parte è chiaro, la casa perfetta non esiste e iniziare a porre il problema della qualità dell'abitazione e a seguire il problema della qualità della città, dell'abitare, credo che sia comunque un punto importante. Allora, io avevo preparato un po' di immagini che, vabbè, ci sarà un'altra occasione per vederle. Comunque, diciamo, il concetto di sostenibilità parte dal fatto che viviamo in un pianeta, la Terra, che è un pianeta finito, un pianeta che ha dei limiti. Tutto quello che facciamo, tutto quello che preleviamo, tutto quello che ributtiamo fuori, resta all'interno del nostro pianeta. Ecco, quindi noi dobbiamo tenere conto dei limiti della Terra. I limiti della Terra cosa significa? Significa che le risorse non sono infinite e che la capacità del pianeta di assorbire rifiuti o di rigenerare risorse non è infinita, no? Per stare dentro i limiti della Terra, diciamo, ci sono due ordini di grandezza, due aspetti, insomma, un aspetto quantitativo e un aspetto qualitativo. L'aspetto quantitativo diciamo, è il più semplice da intuire ed è la riduzione dei consumi e delle quantità, no? Quindi ridurre il consumo di energia, ridurre il consumo di materia, il consumo di acqua, di suolo, la produzione di rifiuti e le emissioni di tutti i tipi. E questo è un qualcosa che bisogna cominciare a fare, cioè non è possibile rimandare. Dall'altra parte, gli altri aspetti sono gli aspetti qualitativi. No, gli aspetti qualitativi sono molto più difficili diciamo da definire, però in qualche modo sono innanzitutto, visto dal punto di vista di chi abita, la casa da abitare non è un investimento, quindi non è da vedere l'aspetto economico. Prima di tutto bisogna capire quali sono le esigenze dell'abitare e che tipo di qualità di abitazione io voglio. Il secondo punto riguarda la città e lo spazio pubblico. La casa diciamo, ha un intorno e questo intorno è lo spazio di tutti. Questo è un qualcosa che gli architetti hanno smesso di pensare, no? Cioè, l'effetto di una costruzione sull'intorno. La città adesso viene più pensata come una sommatoria di case private, piuttosto che, come avveniva fino a un po' di tempo fa, invece prima di tutto la città, lo spazio pubblico e in conseguenza le case private. E quindi in qualche modo c'è il fatto della formazione del cittadino, no? Cioè, vivere in città, vivere in mezzo agli altri richiede anche diciamo, degli elementi di conoscenza, di consapevolezza. E questo perché? Perché si sa che la convivenza crea anche spesso dei grossi problemi e nella città i problemi di convivenza sono fortissimi.
Prima è stato fatto l'accenno al riscaldamento centralizzato. Uno dei grandi motivi, no, di scontro in un condominio è proprio sul riscaldamento. Chi vuole caldo, chi vuole freddo, eccetera. E quindi diciamo che c'è un problema anche di educazione e di diciamo, tornare in qualche modo a costruire società, no? E riuscire, diciamo, a non scannarsi per delle questioni che sono delle questioni seppur importanti, ma che comunque possono avere delle soluzioni e delle soluzioni tecniche. Ecco. E poi, vabbè, il tema della salute, che è il tema, sì, diciamo che noi non possiamo accettare di vivere in una casa che emetta dei veleni. E purtroppo, invece, attualmente, molte case hanno una componente che in qualche modo, per legge, per normativa, eccetera, viene accettata una piccola quantità di avvelenamento, no? E questo poi vedremo, farò anche un esempio specifico, tanto per capirci, riguardo alle pitture. Ecco, riguardo a questo aspetto della casa come un elemento anche di costruzione della società, io volevo portare un esempio che non c'è nel libro, ma quest'anno ricorre il centenario della costruzione di uno dei primi esempi di casa sociale a Milano, e sono le case dell'Umanitaria, costruite nel 1909 in via Lombardia a Milano. Ebbene, questa società umanitaria è una società che diciamo si prefiggeva dei fini sociali, ma non dei fini diciamo di assistenza sociale. Quindi faceva delle operazioni immobiliari che dovevano avere un loro bilancio economico in attivo, però era rivolto alle persone meno facoltose e meno abbienti. Ebbene, queste case nel 1909 avevano l'energia elettrica. Ricordo che a Milano l'energia elettrica in Piazza Duomo mi pare che sia stata elettrificata nel 1906, no? Come però Piazza Duomo, insomma. Quindi nel 1909 praticamente si può dire che erano le prime case ad avere l'energia elettrica. Avevano il primo esempio di caldaia centralizzata, no? Quindi il riscaldamento in casa, l'acqua corrente, i gabinetti. Sembrano cose assurde, ma per darvi un'idea, negli anni 70 i centri storici delle città italiane ancora le case per un 40% non avevano il bagno in casa o non avevano l'acqua corrente, no? Quindi nel 1909 parlare di queste cose. E questo perché voglio portare questo esempio? Perché credo che queste case ci sono ancora, la società umanitaria c'è ancora, non vive di finanziamenti pubblici, no? E quindi in qualche modo è un esempio di un modo di costruire in modo innovativo, perché all'epoca erano case altamente innovative, in modo economico, creando anche un utile alla fine, e quindi diciamo in qualche modo possono essere un esempio che chiaramente non ci sono profitti speculativi, ma comunque ci sono degli utili, no? Quindi c'è un modo di costruire con alta qualità, dando anche utili. Quindi le due cose, diciamo, non si escludono a vicenda. Ecco, quindi sostanzialmente parlare di una casa sostenibile, al di là delle questioni, diciamo, di carattere generale, si tratta di parlare anche di una casa in cui si vive meglio. Quindi una casa sostenibile non porta a rinunciare a qualcosa, ma anzi porta a migliorare il proprio benessere all'interno. Le case, diciamo, quelle degli anni 60, per chi vive in una casa anni 60 sa bene che per esempio hanno una dispersione termica altissima, no? Quindi d'estate sono molto calde, d'inverno tendono a essere fredde. Una casa sostenibile si preoccupa di
consumare meno energia per il mantenimento, e quindi tendenzialmente sono case calde d'inverno e sono case fresche d'estate. Quindi si vive meglio, e la casa sostenibile è anche una casa che ha del verde, o comunque è vicina del verde pubblico, è servita da mezzi pubblici, piste ciclabili, costruita con materiali rinnovabili, riciclabili, non tossici e possibilmente a chilometri zero, cioè prodotti localmente. Ecco, allora in questo il mio amico diceva il non acquisto, perché in effetti sono punti abbastanza sì, difficili da trovare.